Silvia Ricchi, Presidente del Consiglio del Comune di Taglio di Po, organizzatrice di questa serata importantissima, Festa della Donna, Taglio di Po con 8 cori che sono una caratteristica del nostro paese. Cosa ci può dire di questa ricorrenza, di questa manifestazione voluta fortemente da lei e dalla sua Commissione Pari Opportunità? Buonasera a tutti, grazie Maggi. Dunque questa giornata che è una giornata verso la donna, nei confronti della donna, è una giornata internazionale per il rispetto della donna e non tanto, diciamo tra virgolette, festa della donna, ma una giornata dedicata alle donne per far valere i loro diritti, per tutto quello, le guerre che hanno dovuto affrontare per arrivare a uno scalino un po' più in su. Ecco. Quindi questa sera noi vogliamo dedicarla appunto a tutte le donne e la dedichiamo a suon di musica, ecco, nel senso che abbiamo invitato tutti i cori di Taglio di Po più uno di Porto Viro, e i quali si alterneranno con le loro canzoni, ognuno ha il loro repertorio. Ecco, noi siamo qua nel backstage, stanno facendo le prove appunto per iniziare la serata. Nella serata premierete anche delle donne che si sono distinte. Certo. Abbiamo deciso di premiare donne che si sono distinte in particolar modo nel mondo musicale e tra queste c'è Marinella Smiderle, che è una maestra di coro, Gioia Crepaldi, che è una bravissima cantante lirica, Jessica Reddi, che è una stupenda insegnante di musica, e Michela Pezzolato, che la ricordiamo, anzi il suo coro la ricorda per tutto quello che ha fatto nel mondo musicale.